Perché quando parliamo di offerta turistica, offerta culturale, paesaggio, territorio, l'offerta o è completa o non è. E allora dal bando delle piste ciclabili appena uscito dalla regione, 32 milioni di euro per le piste ciclabili nuove sul nuovo paesaggio, dalla Grande Guerra che è una straordinaria offerta innovativa, cioè nel senso recuperare ciò che c'è e che delle volte non sfruttiamo, e quindi 4 anni di iniziative proprio forti sul territorio, e allora anche il turismo religioso. E allora partiamo da un dato semplicissimo, parlavo l'altro giorno col priore di Monteberico, 5 milioni di turisti che fanno mordi e fuggi, cioè Vicenza non li sente. E possiamo permetterci oggi di avere numeri come questi e sostanzialmente avere mordi e fuggi? E allora i cammini della fede, i percorsi della fede, ne abbiamo finanziati 4, cioè con 3 milioni di euro che nascono dalle ammende per gli abusi edilizi. Trasformiamo questo, che è una pena che il cittadino paga perché ha rovinato il territorio, in una risorsa. 4 percorsi della fede, ne cito uno per tutti, l'erogazione ad Asiago, migliaia di persone, però vogliamo che per tutto l'anno usino quei percorsi. Quindi turismo, fede, cultura, paesaggio, territorio, ecco, è un mix straordinario che solo il Veneto può offrire. Tocca a noi che facciamo politica far sì che questo diventi economia.